Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video, il video del pagellone del Cagliari 2021-2022. È sempre dura fare un video del pagellone, in particolar modo se la tua squadra è retrocessa, però oggi ci vogliamo provare. Prima che il video cominci ci tengo a fare questo piccolo disclaimer. I voti che darò sono ovviamente dei voti soggettivi, quindi non devono per forza rappresentare anche la vostra idea, ok? Quindi se pensate che un voto che io ho dato non rappresenti appieno secondo voi la stagione del giocatore, sentitevi liberi di criticarlo, ma non di sparare insulti o di dire tu di calcio non ne capisci un cazzo, perché sono io il primo a sapere che di calcio non ne capisco un cazzo, ma questo non implica che voi siete intenditori di calcio, ok? Quindi evitiamo critiche, argomentoni inutili, evitiamo il flame inutile per cose veramente banali e fatemi sapere se vi trovate d'accordo con i miei voti o meno, ma nella maniera più educata possibile. Questa è l'unica cosa che vi chiedo. So che siete delle persone intelligenti, quindi mi raccomando, fatelo per favore. Quindi, fatto questo piccolo disclaimer, io direi di cominciare subito con il video. Cranio 4. Questa è stata, senza ombra di dubbio, la stagione peggiore degli ultimi anni di Cranio al Cagliari. Mai come quest'anno ha palesato problemi di natura psicologica durante tutto l'arco della stagione. Forse la causa è da ricercare nella mancata convocazione per gli europei, ma a prescindere dal motivo, nulla giustifica le prestazioni di quest'anno. L'ho sempre difeso, ma di fronte a questi limiti psicologici, forse il giusto destino sia per noi che per lui è di dividersi una volta per tutte. Radunovic 5. Se la cava leggermente meglio invece il portiere serbo, reduce da alcune prestazioni che l'hanno fatto ben figurare in alcune partite, come ad esempio contro l'Hellas Verona, la Fiorentina o contro il Sassuolo in Coppa Italia. Di contro invece c'è stata una prestazione tra tutte che mi ha lasciato molto amaro in bocca e sto parlando della partita col Milan nel girone di andata. È vero, stavamo giocando contro la formazione futura campione d'Italia e si trattava, forse ma non ne sono sicuro, del suo esordio in Serie A, ma non giustifica in toto il risultato finale. Facendo una media di quanto visto, credo che il 5 sia il voto più adatto. Aresti, senza voto. Godin 3. Non mi ricordo che voto diedi a Godin nel girone d'andata, ma a prescindere rimane comunque una prestazione insufficiente, specialmente per un giocatore del suo calibro. L'unica nota positiva del suo ultimo periodo a Cagliari è stato il quando ed il come ha deciso di andarsene. Aveva promesso che una volta finita la stagione avrebbe spiegato il tutto e noi siamo veramente curiosi di sapere cosa sia successo. E chissà perché, ho il presentimento che ad essere dalla parte della ragione sia proprio l'uruguagio. Valukiewicz, senza voto. Goldaniga, 5. Personalmente è uno di quei giocatori di cui avevo meno fiducia, visti gli ultimi anni di non presenze con il Sassuolo. Però, quando è tornato in campo, mi sono reso conto che in realtà può tranquillamente giocare in Serie A. Non ha fatto male, ed a memoria non mi vengono in mente dei suoi errori plateali, però non riesco a tollerare il suo avanzare palla al piede in maniera così inflazionata durante l'arco della stessa partita. Per carità, in mancanza di alternative, un difensore centrale può avanzare palla a terra, ma se diventa un abitué durante i 90 minuti, perde di senso e di valore. Ceppitelli, 4. Non voglio punire il giocatore, che quest'anno di certo non ha mai malfigurato più di tanto, ma voglio punire invece la sua integrità fisica, che lascia veramente perplessi. Nonostante i problemi, contro il Genoa è stato uno dei pilastri della difesa. Difatti una volta uscito abbiamo subito il gol, ma al contempo ha anche dimostrato che non è indispensabile. Ha sempre dimostrato di essere affezionato alla maglia e di questo lo ringraziamo, ma pagare 1 milione di euro all'anno, un qualcuno che gioca bene soltanto una partita all'anno e che per il resto gioca saltuariamente a causa di acciacchi fisici, beh, il gioco non vale la candela. Obert, senza voto, ma con alcune precisazioni, quando l'ho visto giocare a me è piaciuto tanto e io mi auguro che rimanga anche in Serie B. Carboni, 5. Caro Andrea, da te quest'anno mi aspettavo molto di più. Credevo potessi trovare una sorta di consacrazione che in realtà non è mai arrivata.
Anche lui non è stato artefice di una stagione negativa a livello personale, però quel passo in più che mi aspettavo non è arrivato e mi auguro che non soffra anche lui dell'effetto Murru. C'è anche da dire che molte volte si è ritrovato la strada tagliata da giocatori che gli hanno rubato il posto nelle gerarchie e di conseguenza hanno limitato le sue apparizioni in campo, ma quando ha giocato ha sempre dimostrato volontà di combattere per la maglia. Quella di certo non gli è mai mancata. Altare 6+. La sorpresa più grande di questo Cagliari, a mani bassissime. Pochi su di lui, me incluso, avrebbero puntato anche solo un centesimo. Invece ci ha fatto ricredere tutti a suon di prestazioni solide, rocciose, quasi da giocatore che conosce la categoria già da tempo. Ricordiamoci che il suo punto più alto è stato l'Olbia in Serie C. Vederlo giocare così in Serie A è tanta roba. Chiaramente anche lui ha commesso degli errori, a volte anche grossolani, ma ha solo 23 anni e questa è stata la sua prima stagione nella massima serie. Diamogli tempo e potrebbe diventare un perno importante di questa squadra. Lovato 5. Quando è arrivato è stato come un fulmine a ciel sereno, uno dei più giovani della rosa che ha letteralmente insegnato ai suoi compagni come si difende anche in situazioni di 1 contro 1, un qualcosa di praticamente mai visto a Cagliari. Ha giocato dignitosamente nella maggior parte delle partite, finendo in un anonimo calando sul finire della stagione. Ha rispettato soltanto parzialmente le mie aspettative. Che abbia influito il fatto che il giocatore sapeva che, nel bene o nel male, sarebbe ritornato al quartier generale di Zingonia? Chissà, probabilmente anche quello avrà influito. Caceres 2. Tolto il gol alla Samp, ha deluso veramente tanto. Giocatore che sembrava solo la lontana ombra del Martin Caceres che abbiamo imparato ad apprezzare sia in Italia che con la nazionale uruguagia. Anche lui lasciatosi in malo modo con la dirigenza, come il suo compagno di squadra e di nazionale. Questa è una mia supposizione, sia chiaro, ma credo che l'ambiente Cagliari sia debilitante. Ovviamente Martin non è più giovane e non potrà mai tornare ad essere il giocatore di qualche anno fa, ma un tracollo prestazionale simile non ha spiegazioni. Che sia veramente colpa dell'ambiente oppure semplicemente un giocatore finito? Faragò, senza voto. Zappa, 4. Forse alcuni di voi avranno da ridire su questo voto, ne sono consapevole. Quando entrava, seppure sia innegabile il suo potenziale, l'ho sempre visto come un pesce fuor d'acqua dentro la rosa del Cagliari. Non è tutta colpa sua, sia chiaro, ma è come se fosse costantemente inadatto. Non è scarso, è giovane e sicuramente ha margini di miglioramento, ma in fase di spinta manca ancora di costanza ed in fase difensiva pecca anche sui fondamentali. Deve rimanere? Se si trova un allenatore che riesce a valorizzarlo, assolutamente sì, altrimenti rimarrà soltanto una seconda linea su cui fare non troppo affidamento. Bellanova, 6-. Sorvolando sul post di Instagram prima messo e poi rimosso da parte di Raul, credo che lui sia stato il miglior terzino destro che abbiamo avuto negli ultimi anni. Sa fare entrambe le fasi e le sa fare bene, ma ad un certo punto della stagione blackout totale. Se avesse finito come l'aveva iniziata, sarebbe stato il giocatore con il voto più alto, ma quando vai a difendere una rimessa laterale che palesemente è per la squadra avversaria e non per la tua, lì mi fa vedere molti dubbi. Anche in questo caso io vi chiedo, giocatore sopravvalutato o ambiente destabilizzante? Ligo Giannis, 4. Me lo concedete? Sono contento che vada in scadenza. Mai nascosto e mai nasconderò la mia antipatia calcistica nei confronti di Ligo, che quest'anno ha visto, rispetto al solito, molte meno volte il campo, frutto anche del citato prima mancato rinnovo. La solita stagione del greco che lascia con l'amaro in bocca perché si sa che potenzialmente potrebbe essere un esterno sinistro di spinta, capace di impensierire l'avversario. Ma questo lui se lo ricorda solo una volta ogni morto di papa, senza contare che a livello difensivo ha lacune palesi che ci hanno sempre fatto bestemmiare. Fortunatamente, e ne abbiamo la certezza, le strade si divideranno. Dalbert, 4. Ero tentato di dargli un 5, ma credo sarebbe stato eccessivo. Qui lo ammetto, io ritengo comunque buona la stagione di Dalbert, ma alcuni errori commessi dal brasiliano lasciano allibiti. Anche in questo caso abbiamo una fase difensiva pressoché inesistente, ricolma di errori, una fase offensiva sufficiente ma priva di qualsivoglia caratteristica che possa impensierire gli avversari. Rispetto al suo compagno di reparto ha un dribbling ed una velocità ed agilità più elevate, ma non le ha sapute sfruttare.
Ottima sorpresa però come mezzala, per niente male. Lo farei rimanere a Cagliari? Sì, ma 7 milioni per il riscatto sono veramente esagerati. Marin, 3. Credo che tra tutti sia il giocatore più indecifrabile. Marin, se imbrocca la partita giusta, risulta la pedina chiave del centrocampo rossoblù. Se incontra invece una giornata no, e nell'arco di questo campionato ne ha incontrata più di una, diventa un elemento deleterio che risulta quasi un corpo esterno rispetto agli altri 10 in campo. Forse ha pagato il fatto che i mister gli chiedessero magari un po' troppa interdizione, limitando le sue qualità? Possibile. Secondo me un Marin a pieno regime in un Cagliari ben consolidato avrebbe fatto la differenza, ma al momento la sua utilità è quella di rimpolpare le casse del Cagliari, seppur consci di non rientrare mai di quella pazza spesa fatta per lui. Strootman, senza voto. Rog, senza voto. Baselli, senza voto, ma ci aggiungo io, e questo non l'ho scritto, che un giocatore come lui a me è piaciuto veramente tanto e mi auguro che possa rimanere anche in Serie B. Nandez, 5. Stagione maledetta quella del Leon, sicuramente influenzata da eventi extracalcistici di cui non mi voglio invischiare. Ha influito al suo basso rendimento anche questo fantomatico infortunio a cui faccio seria fatica a credere. Però quando è sceso in campo ha dimostrato sempre di poter correre come 20 persone, mettendoci sempre grinta e cattiveria agonistica, altrimenti come si potrebbe spiegare il suo soprannome? Uno dei pochi giocatori per cui mi dispiacerà la cessione, però Nandez merita una grande squadra. Nonostante tutto, è uno dei pochi che mi sento di ringraziare. Grassi, 6. Arrivato nel mercato invernale e avvolto da una fitta nebbia di dubbi, specialmente sul suo stato fisico, Alberto fa ricredere tutti, facendo partite solide e facendo una cosa talmente banale che sembra quasi lapalissiano affermare quanto possa essere utile. Giocare semplice. In mezzo al campo di certo non si mette a fare dribbling alla Neymar o verticalizzazioni alla Modric, ma gestisce bene il pallone e corre per tutta la partita. È venuto a Cagliari per giocare e lo ha fatto bene. Oliva, senza voto. De Iola, 6+. Da sempre bistrattato, screditato ed insultato da tutti. Ha messo l'amore per il Cagliari al primo posto e si è lasciato guidare dal cuore e dalla voglia di rivalsa. E questa stagione ne è la piena dimostrazione. In più momenti si è rivelato essere l'uomo chiave per la squadra, segnando in partite importanti dei gol importanti, che non sono passati inosservati a nessuno. Attenzione però ad osannarlo, bisogna rimanere razionali e capire che comunque è un giocatore che in Serie A non è poi così adatto, ma se ha ben figurato nonostante i suoi enormi limiti, vanno fatti gli elogi a lui mentre noi dovremmo farci 2 o più domande su come è stato assemblato questo organico. Pereiro, 4. Gaston, sei un grosso rimpianto. Giocatore che secondo me mai si è inventato a Cagliari e palesava questo suo senso di inadeguatezza anche dalle espressioni facciali durante la partita. Le qualità tecniche non si discutono, ma l'Atalanta è stata una tantum e per tutto il resto della stagione è stato un giocatore in ombra. Chiaro, la società non ha mai concretamente puntato sull'uruguagio, ma se quando vieni chiamato in causa hai comunque un atteggiamento che non mostra la tua tempra agonistica, hai minuti contati. Farias, senza voto. João Pedro, 4. Anche qui ci potrebbero essere delle controversie sul voto. Vi dirò in tutta onestà che questo voto è falsato. Falsato perché io avrei voluto dare un voto in meno, ma la gratitudine mi ha spinto ad aumentare di un +1 il voto finale. Ha fatto la differenza, è stato il capocannoniere, ma è ritornato il vecchio João, incostante. Dopo il girone d'andata è sparito definitivamente dal radar e lo si poteva vedere costantemente nel classico siparietto in cui passeggia per tutto il campo senza sapere bene cosa fare. Dargli la fascia da capitano è stata una scelta giusta che condivido appieno, ma è palese come non abbia il carisma necessario per poter essere il capitano. A prova di questo ci sono anche i suoi atteggiamenti in campo e le sue espressioni facciali. Non ci aspettiamo ogni anno che João sia il capocannoniere, ma che perlomeno scenda in campo per tutte e 38 le partite. In alcune di quest'anno lo ha fatto, mentre per tante altre sembrava soltanto un attaccapanni con addosso una maglia rossoblù. Gaiano, senza voto. Pavoletti, 3. Non lo digerivo prima, figuriamoci ora.
quello che ha dimostrato di saper fare è solo un lontano ricordo. Sponde di testa, colpi di testa nei calci piazzati, lottare contro i difensori avversari. Tutto questo, quest'anno, e non solo, non lo abbiamo visto. Si vede come i 2 crociati rotti lo limitano sia a livello fisico che a livello mentale. Quindi mi chiedo, che senso ha avuto schierare costantemente titolare uno che preferisce passeggiare sul campo come Joao piuttosto che giocare? Provo una simpatia enorme nei confronti del Pavoletti uomo, ma a livello calcistico credo che ormai lui possa fare fatica anche a dire la sua nel campionato cadetto. Mi auguro che questa sia stata la sua ultima stagione al Cagliari. Seter senza voto. Semplici, senza voto, in cui aggiungerò un qualcosa che abbraccio perché devo comunque dire qualcosa anche sul mister. Io credo che l'errore primario sia stato confermare Semplici sul finire della scorsa stagione. Gli siamo tutti eternamente grati, eternamente, per il fatto che abbia salvato il Cagliari. Ma la domanda che io mi pongo è stato veramente merito di Semplici quella salvezza? O la parte più grande l'ha avuta il Benevento, creando quel suicidio sportivo? Perché io credo che la maggior parte dei meriti derivano da altri e non dal mister. Potrei sbagliarmi, non lo metto in dubbio, ma Semplici come allenatore non mi è mai piaciuto e soprattutto non mi ha mai convinto. Secondo me l'effetto Semplici non c'è mai stata. La partita con la Samp con il gol di Nainggolan, anche quello è stato un excursus, ma non ho mai visto l'impronta del mister su questa squadra. Quindi credo che l'errore sia stato a monte. Semplici, ringraziarlo assolutamente per la salvezza ottenuta, anche se ripeto, secondo me non è stata merito suo. Però, finita la stagione, bisognava esonerarlo e prendere un qualcuno di più concreto. Mazzarri 2. Non ho scritto niente nemmeno per Mazzarri, ho soltanto scritto il voto, quindi aggiungerò qualcosa a braccio. Io posso solo dire che, tralasciando l'aspetto calcistico, posso ringraziare il mister a livello umano per quello che è uscito fuori dalle indiscrezioni. Sto parlando dello spogliatoio di Vermi e queste cose qui, ma anche in questo caso parlo di un allenatore che a me non è mai piaciuto, perché gli atteggiamenti che aveva erano al limite del ridicolo. Il cercare giustificazioni costantemente ed attaccarsi ad ogni scusa plausibile è un qualcosa che io non tollero. Mazzarri ha sempre fatto questo, tra l'altro facendosi portavoce di un Cagliari che, è vero, ha subito parecchi torti arbitrali, questo non lo metto in dubbio, però prima di poter recriminare questi torti tu dovresti scendere in campo e giocartele le partite, perché se tu non te le giochi non puoi attaccarti a queste cose. Mazzarri lo ha fatto costantemente ed è un atteggiamento che non mi è mai piaciuto e mai riuscirò a giustificare. Lo ringrazio perché da lui è incominciata tutta la questione degli altarini che si nascondono dentro lo spogliatoio del Cagliari, però a livello calcistico è stato un flop gigantesco. Agostini senza voto, aggiungo anche qui un qualcosa a braccio, come lo aggiungerò dopo, per la prossima persona che immagino sappiate tutti chi sarà. Io provo simpatia, diciamo così, non voglio che si offenda nessuno, per chi pensava che l'arrivo di Agostini potesse veramente cambiare qualcosa. Per quanto ne possa dire Capozucca, Agostini è stato palesemente preso perché, primo, non c'erano altri allenatori sulla piazza che sarebbero venuti a Cagliari. Ve lo do proprio per certo, perché in quel momento della stagione, a 3 giornate dalla fine, nessuno ti viene a prendere una squadra in corsa con 3 giornate che mancano e sul baratro della retrocessione. Non sarebbe venuto nessuno. E hanno voluto puntare su questo, tra virgolette, senso di appartenenza di Alessandro, su cui hanno marciato per cercare anche di fare in modo di invogliare ancora di più, e l'abbiamo fatto per tutto l'arco della stagione, di supportare i giocatori in campo. È stata una mossa bassa a livello morale,
che non ha portato i suoi frutti, perché sapevamo già il destino a cui andava incontro questa squadra. Il problema non sono mai stati gli allenatori, il problema, ed è sempre più palese, viene da più in alto. Non mi stancherò mai di ripeterlo, ma credo che ormai l'abbiamo capito tutti. Giulini 0. Io penso che non ci sia veramente nulla da aggiungere, non mi sento nemmeno di dare spiegazioni per questo voto, perché ho fatto fin troppi video in cui spiego perché Giulini dovrebbe andare via da Cagliari e perché la sua stagione è stata fallimentare. Pensate che avevo anche intenzione di dargli un 1 di incoraggiamento, pensate un po', ma dopo la conferenza, no, la conferenza stampa, dopo l'intervista di Sky, in cui Caressa ha pienamente, concedetemi il termine, smerdato Giulini, facendogli capire quali sono i suoi errori, e dopo tutto questo né Giulini né il Cagliari Calcio si è mai permesso di chiedere semplicemente scusa, merita soltanto 0. 0 è l'unico voto che merita. Ragazzi, il video finisce qui. Come vi ho già detto all'inizio, mi raccomando, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questi voti, se siete d'accordo, se non siete d'accordo, magari fate voi anche un pagellone. Detto questo, io vi mando un bacione, ci vediamo nei prossimi video e speriamo di poter parlare di un Cagliari che possa subito salire in B. Subito salire in B, che possa subito salire in A. Belli regà.